40 gradi, tutto pronto, si scalda anche il pubblico che è arrivato, non numerosissimo ma comunque a coprire una buona porzione delle tribune. Siamo pronti anche a dare il nostro via al nostro personalissimo cronometro. Arbitro pronto a fischiare l'inizio, che arriva in questo momento, e allora si parte. Ha battuto il Granada. Molti saltatori nel cuore dell'area di rigore, un tocco sul primo palo con Pitti che prova la grande giocata e c'è il salvataggio sulla linea. Udinese che però deve stare molto accorta su questi piazzati. Combinato con Koné, non si recupera la palla, attenzione però a Duvan Zapata che dà molto fastidio a Mais, bravissimo, la recupera il colombiano. Terola copre ancora per Duvan, può sparare il sinistro Andrés Fernandez in due tempi. Va ben per Franrico. El Arabi lascia scorrere per Roschina, ancora intelligente il numero 9, il pallone per Ibañez che può andare alla conclusione e c'è il gol del Granada al minuto 22, il vantaggio firmato dal numero 7 Robert Ibañez, pur mancando alcuni elementi di indubbia qualità nel cuore della mediana. Ora bene l'aggancio di Pitti che potrebbe scaricare con il sinistro, lo fa ma è troppo centrale. Cambio di Pitti per El Arabi, non si alza la bandierina, El Arabi che mette nel mezzo, poi Danilo calcia via le lamentele della difesa dell'Udinese che voleva l'offside. Scambio corto con Ibañez, Fulchier, se ne va via Piris, tacco di Youssef El Arabi, il boato del pubblico. Ruben Roschina ancora per il 10, se ne va, può crossare con il sinistro, il tocco di El Arabi ancora con il tacco, la parata di Carnezis. Può salire il ghanese, forse pensa addirittura al tiro, in qualche modo passa su Franrico, poi sbaglia il tocco. Non preciso Badu, poi recupera Duvan Zapata, buono il pallone per Edenilson, il cross per Terò e il pareggio, anzi no. Arriva la segnalazione di offside, dare una mano anche ai centrocampisti. Buona la palla di ritorno di Edenilson per Terò, potrebbe anche calciare, lo fa con il sinistro. Palla che però finisce larga, una manciata di secondi alla fine in quella che può essere l'ultima azione. C'è il fallo di Danilo che fa subito un cenno d'intesa con El Arabi, si scusa, entrata irruenta del capitano. Potrebbe essere questa l'ultima azione, anzi no, il direttore di gara puntualissimo al 45esimo decide di sancire la fine di questa prima frazione, con anche un piccolo capannello nel finale tra i nostri giocatori e il guardaline. Serve assolutamente registrare la calma con l'arbitro che adesso va anche a espellere addirittura Danilo, protestato con il guardaline, lo dobbiamo registrare purtroppo, un evento che non volevamo. Adesso sono le proteste da parte anche di Orestis Carnezis, è arrivato un altro cartellino, Gigi Infurna che giustamente cerca di riportare la calma, è uscito dal campo anche Panagiotis Koné oltre a Iturra. Partiti con questo secondo tempo, apertura su Salva Ruiz. Ruben Roschina cerca di eludere la marcatura di Wilmer, qui c'era fallo, l'arbitro non fischia e poi c'è una clamorosa occasione con Ruben Roschina che c'entra in mezzo per Pitti. Ora protesta anche Colantuono, l'arbitro corre, qui ora arriviamo un po' troppo al protagonismo, però Colantuono che viene invitato a prendere posto nella sua area tecnica. Credo che voglia allontanarlo l'arbitro e a questo punto la mania di protagonismo è conclamata, perché va bene tutto ma quello era un fallo sacrosanto. La finta su Bruno Fernandes che arriva sul pallone e giustamente manda a quel paese l'arbitro a questo punto, perché si becca anche il giallo. Si fa saltare da Success che è più fresco, il cross in mezzo e il colpo di testa di John Cordoba per il raddoppio del Granada al minuto 73. Tantissimi elementi offensivi, attenzione ancora al buco centrale per l'Udinese, cross di Pitti per il tiro di Success, la respinta di Carnezis che evita la terza rete. Può puntare ancora Success, velocissimo Success, si presenta davanti a Carnezis e solo un intervento perentorio da parte di Guilherme in scivolata concede il corner, poteva arrivare anche l'esterno di sinistra e l'arbitro puntualmente decide di mandare le squadre negli spogliatoi. 40 gradi, tutto pronto, si scalda anche il pubblico che è arrivato, non numerosissimo ma comunque a coprire una buona porzione delle tribune. Siamo pronti anche a dare il nostro via al nostro personalissimo cronometro.
Arbitro pronto a fischiare l'inizio, che arriva in questo momento, e allora si parte. Ha battuto il Granada. Molti saltatori nel cuore dell'area di rigore, un tocco sul primo palo con Pitti che prova la grande giocata, e c'è il salvataggio sulla linea. Udinese che però deve stare molto accorta su questi piazzati. Combinato con Koné, non si recupera la palla, attenzione però a Duvan Zapata che dà molto fastidio a Mais, bravissimo, la recupera il colombiano. Terola copre, ancora per Duvan, può sparare il sinistro Andrés Fernandez in due tempi. Va bene, secondo tempo, apertura su Salva Ruiz. Roberto Scina cerca di eludere la marcatura di Wilmer, qui c'era fallo, l'arbitro non fischia, e poi c'è una clamorosa occasione con Roberto Scina che c'entra in mezzo per Pitti. Ora protesta anche Colantuono, l'arbitro corre, qui ora arriviamo un po' troppo al protagonismo però. Colantuono che viene invitato a prendere posto nella sua area tecnica. Credo che voglia allontanarlo l'arbitro, e a questo punto la mania di protagonismo è conclamata, perché va bene tutto ma quello era un fallo sacrosanto. La finta su Bruno Fernandes che arriva sul pallone, e giustamente per Franrico. El Arabi lascia scorrere per Roschina, ancora intelligente il numero 9, il pallone per Ibañez che può andare alla conclusione, e c'è il gol del Granada al minuto 22, il vantaggio firmato dal numero 7 Robert Ibañez, pur mancando alcuni elementi di indubbia qualità nel cuore della mediana. Ora bene l'aggancio di Pitti che potrebbe scaricare con il sinistro, lo fa ma è troppo centrale. Cambio di Pitti per El Arabi, non si alza la bandierina, El Arabi che mette nel mezzo, poi Danilo calcia via le lamentele della difesa dell'Udinese che voleva l'offside. Scambio corto con Ibañez, Fulchier, se ne va via Piris, tacco di Youssef El Arabi, il boato del pubblico. Roberto Scina ancora per il 10, se ne va, può crossare con il sinistro, il tocco di El Arabi ancora con il tacco, la parata di Carnesi. Può salire il ghanese, forse pensa addirittura al tiro, in qualche modo passa su Franrico, poi sbaglia il tocco. Non preciso Badu, poi recupera Duvan Zapata, buono il pallone per Edenilson, il cross per Terò e il pareggio, anzi no. Arriva la segnalazione di offside, dare una mano anche ai centrocampisti. Buona la palla di ritorno di Edenilson per Terò, potrebbe anche calciare, lo fa con il sinistro, palla che però finisce larga. Una manciata di secondi alla fine in quella che può essere l'ultima azione. C'è il fallo di Danilo che fa subito un cenno d'intesa con El Arabi, si scusa, entrata irruenta del capitano. Potrebbe essere questa l'ultima azione, anzi no, il direttore di gara puntualissimo al 45esimo decide di sancire la fine di questa prima frazione, con anche un piccolo capannello nel finale tra i nostri giocatori e il guardaline. Serve assolutamente registrare la calma con l'arbitro che adesso va anche a espellere addirittura Danilo, protestato con il guardaline, lo dobbiamo registrare purtroppo, un evento che non volevamo. Adesso sono le proteste da parte anche di Orestis Carnesi, si è arrivato un altro cartellino, Gigi Infurna che giustamente cerca di riportare la calma, è uscito dal campo anche Panagiotis Koné oltre a Iturra. Partiti con questo